Ciao dalla Casa delle Farfalle. Questa è la settimana delle morfo, cioè una settimana in cui dedichiamo la Serra dell'Amazzonia alle farfalle del genere morfo, note per avere un colore blu metallico. Questa è una femmina che è nata proprio questa mattina, deve ancora fare il primo volo, per questo se ne sta così tranquilla, non l'ho addomesticata. Le femmine sono un po' meno blu dei maschi, si ritiene che il blu dei maschi sia importante sia per conquistare la femmina ma anche per comunicare ad altri maschi la propria presenza, perché sono animali territoriali. Il colore blu metallico è un colore di tipo fisico, non è dovuto a pigmenti, quindi non è che ha delle sostanze colorate, però sono colori fisici come i colori dell'arcobaleno. Le farfalle morfo sono tipicamente blu, ma alcune specie di questo genere hanno dei colori insoliti. Ad esempio, questa Morpho polyphemus del Centro America è bianca, infatti la chiamiamo anche Morpho sposa, perché in effetti sembra proprio una livrea nuziale. I due sessi hanno colorazione simile, questo è un maschio, lo vedo perché è un po' più piccolo. La femmina ha dei disegni scuri, si conosce poco della loro biologia. Io le ho viste volare in Costa Rica, appunto. Questa invece viene da El Salvador. Questo è il suo primo volo. In queste settimane dedicate proprio alle morfo potrete vederle nella nostra serra americana.